La storia racconta che dopo la morte di Ezzelino III da Romano, avvenuta nel 1259, le città sottomesse come Padova, Treviso, Vicenza celebrassero la morte del signore da Romano con una gara di cavalli, evento molto in voga in quel tempo. La storia non finisce qui e a partire dalla Candelora del 1971 le comunità rurali di questa zona decidono di istituire una nuova gara. Sì, una corsa fatta di asini e non di cavalli. Da ben 51 anni i fantini di queste contrade si sfidano in groppa agli asini per le vie del centro in questa storica gara e noi di itinerari turistici non potevamo sicuramente mancare al palio delle contrade di Romano d'Ezzelino. Sindaco! Buongiorno Ida! Come non essere felici in questa giornata di sole e di musica, alla sua destra e la mia destra? Sì, oggi è una giornata spettacolare, qui in Villa Negri si dà seguito a quella manifestazione che qui a Romano coinvolge tutto il paese. Abbiamo visto la settimana scorsa gli angoli rustici del paese, ma la manifestazione continua per ben 2 settimane con il palio delle contrade, partito nel 1971, proprio da qui. Il palio delle contrade è la manifestazione che porta l'agonismo tra le contrade. I fantini di ogni contrada si sfideranno cavalcando un musso, un asino, e proprio facendo i giri del circuito vincerà evidentemente non solo il musso più veloce, ma anche quello che tirerà meno indietro. Una gara, abbiamo detto, agonistica, e vediamo stese proprio di fronte a Villa Negri tutte le contrade pronte, Torreca, Cornaro, abbiamo tutte le contrade, Carlessi, sì. Ma ognuna di queste contrade presentano anche la loro storia, vero? In miniatura, non come la settimana scorsa nelle varie contrade, ma qui a Villa Negri. La novità dell'ultima edizione 2022 è stata quella di portare tutti gli angoli rustici qui all'interno della villa, ricreando in piccolo quella che è la peculiarità dell'anno. E questa è stata l'occasione per mettere insieme tutte le contrade che, collaborando, hanno creato questo macro angolo, ed è uno spaccato di vita contadina che non si può ritrovare da nessun'altra parte. Sindaco, la sente anche lei questa musichetta che ci invita a cosa? Ci invita a fare festa, a ballare, a danzare, ma soprattutto a godersi questa splendida giornata di sole. E allora andiamo subito anche noi a gareggiare al palio. Signori, a voi il palio delle contrade 2023 di Romano d'Ezzelino, e vi porterà nella storia Roberto Popi Frisoni. Iniziamo intanto dalla civiltà contadina, qui rappresentata da questi bellissimi vestiti in arte povera. E poi però a Romano abbiamo ricreato i personaggi di contrada che hanno vissuto nelle borgate romanesi nei primi anni 20 del Novecento. Allora qui abbiamo Gio Fontana, il signor Paron del Muin Becio de Via Zaghi, contra Zaghi, e poi, che sta interloquendo col grande Giuseppe Rossi, il cavaliere di titolo e cavaliere di fatto, grande campione internazionale di trotto. E lui viveva a Cacornaro e aveva creato perfino un ippodromo, convergeva lì tutta la mondanità bassanese. Poi abbiamo le nostre damigelle che stanno interloquendo col signor Buraschi, è il Paron de Amena, sua figlia avvierà appunto l'Amena, la locanda in valle. Eccolo qua, il cavalier Negri, è il signor Paron di tutto questo podere che sta qui con la sua dama interloquendo assieme al cavalier Guglielmo Stecchini, un altro proprietario terriero molto importante di Romano. Poi, oh quanta nobiltà qua, abbiamo il sindaco Balestra, il sindaco Carlesso, i signori Gianese, la moglie del cussor, il riscossore delle tasse. E poi, ecco qua la famiglia forse storica più importante di Romano, gli Ezzelini, che sono i signori da Romano. E poi
Poi abbiamo anche ripercorso la storia della Grande Guerra. Come vedete siamo attorniati da tanti militari. Qui abbiamo il tenente Balbo assieme ad Hermes Aurelio Rosa, ardito del Grappa, l'ardito degli arditi, Giovanni Messe, colui che conquistò il Colmoschin in 10 minuti, assieme al soldato dei Solaroli. E adesso continuiamo la storia però in quella che è la vera grande tradizione del Palio di Romano, la corsa dei Mussi. Roberto, che emozione! Questi sono tutti i figuranti di Romano Dezzelino. Guarda, mi viene il pelo d'oca perché li ho visti crescere e ho accompagnato tutti per 30 anni della mia vita. Bene, e allora adesso cosa succede? In corteo si procede per il palio. Il corteo storico, accompagnato dagli sbandieratori degli Ezzelini, le maggiorette e tutti i gruppi che animano questo importante corteo. Parliamo con Jessica Chemello dell'Associazione Culturale Seriola. Ciao Jessica. Ciao Ida. Un'associazione che nasce 51 anni fa come il Palio, ma che quest'anno ha grandi novità. Certo, quest'anno abbiamo deciso, per garantire uno spettacolo maggiore al nostro pubblico, abbiamo deciso di creare un palio diverso, fatto di 3 batterie. Jessica, cosa decreterà il vincitore e naturalmente il premio? Allora, per ogni batteria tutti gli asini partiranno insieme, quindi 5 e poi 6. I primi 3 che compiranno i 3 giri del circuito del nostro mussodromo saranno i finalisti, quindi coloro che faranno la finale del palio. E alla fine la finale sarà di 5 giri e chi compirà per primo i 5 giri vincerà l'ambito palio. Ma è vero che c'è un'affinità particolare, deve esserci un'affinità particolare tra l'asino e il fantino? Assolutamente. Perché qui abbiamo anche degli asini che sono proprio di proprietà dei fantini, certo. È sempre una tradizione. Allora, per noi di Romano l'asino è sempre stato importante e tantissimi contadini di Romano hanno ancora gli asini, per fortuna, e di conseguenza utilizziamo quegli asini per correre. Non tutti sono di proprietà del fantino stesso, però devono essere chiaramente in pieno feeling tra loro, altrimenti l'asino non corre e si ferma. Il bello del Palio di Romano è che è imprevedibile, non è come un cavallo che corre sempre. L'asino, se decide di fermarsi, si ferma e non possiamo farci niente, Ida. Quindi non è una leggenda, potrebbe capitare? Sì, potrebbe capitare, senza dubbio capiterà, perché di solito funziona così. Ma per i nostri telespettatori oggi correranno e correranno bene. Grazie Jessica. Speriamo. Grazie a voi. Ciao. Questa è la sfilata che precede il palio, il corteo storico. Sono veramente... Quanti sono questi figuranti? Guarda, in certi momenti hanno toccato gli 800 figuranti, pensa un numero sono veramente importante. Tanti. Gli animi già si scaldano, sì. Sono pronti per la gara. Ma guarda, qui abbiamo anche il nostro trofeo, sì. Roberto. Eccolo Questo qui. è l'ambitissimo palio che tutti quanti vogliono alzare, pesa 13,5 kg, è stato coniato nel 72 da il maestro di musica di Romano Dezzelino, Silvio Farronato, e ritrae questo asino in atteggiamento di rifiuto con la torre ezzelina che caratterizza il nostro paese. Ezzelina, Romano Dezzelino, ecco perché abbiamo anche la nicchia del periodo storico degli Ezzelini che rappresentiamo qui al Palio di Romano. Bene, questo trofeo poi se lo porterà a casa la contrada vincitrice fino all'anno dopo, naturalmente. Orgogliosamente esposto in un negozio o comunque in un luogo dove tutta la comunità
possano ammirarlo e soprattutto le contrade perdenti possano provare quell'invidia tipica di chi ha perso il conto. Ma c'è una cosa che io ti volevo chiedere, che non so nemmeno io, me la spiegherai tu. Perché gli asini e non i cavalli? Perché la Romano del 1971, quando hanno ideato il palio, erano quasi tutti contadini e tutti avevamo l'asino, pochissimi avevano il cavallo. Ecco che allora è stato gioco forza fare un palio con gli asini. E per la gioia di loro, dei bambini, anch'io avevo la loro età nel 71, quando ho potuto gioire per il primo vincitore del palio con Trapra Galera. L'asino, abbiamo detto, un animale benedetto da Dio. In 2 parole? E il Signore, quando che ha visto che il muso che portava Madonna nella fuga d'Egitto, lo ha benedio facendo che a croce sul peo sulla schiena. E per questo, gentili telespettatori, sappiate che abbiamo una corsa benedetta da Dio, come del resto Romano d'Ezzelino. E qui lo vediamo tutto. Grazie Roberto. Chiudiamo questa puntata lì, dove l'abbiamo iniziata, nel 1200 degli Ezzelini, con il grido di battaglia degli Arieti di Ventura, che è il grido di battaglia ancora oggi di Romano d'Ezzelino.